Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un ragazzo di Mazara del Vallo che è in cerca della sua ragazza ideale. Amici telespettatori, perché in cerca della sua ragazza ideale? Io vi ricordo che presentarsi nei cuori solitari non è degradante per come magari pensa qualcuno, oppure si deve magari vergognare. Perché amici telespettatori? Perché cercare la propria ragazza, il tipo ideale di donna è difficile. Le donne si sa sono da tutte le parti, però trovare quella adatta per noi è una cosa, un'impresa impossibile. Ebbene, noi siamo qui appunto per cercare la ragazza ideale per le persone che si presentano da noi. Vi presento subito Pino. Ciao Pino. Ciao. Allora Pino, tu hai 50 anni, giusto? Circa, sì. E sei di Mazara del Vallo. Sì. Allora Pino, tu praticamente sei in cerca della tua donna ideale, giusto? Giusto. Quanto tempo è che sei single? Circa un anno. Circa un anno. E in un anno tu praticamente con tutte le ragazze che hai conosciuto non hai trovato la ragazza giusta. Esatto. Chiamiamola l'anima gemella. Sì. Allora Pino, dimmi, intanto come dovrebbe essere sta ragazza? Che età la vuoi? Ma non so. Partiamo da una base. Una base, diciamo, un'età. Dai 35 va bene? Va bene. Dai 35 fino ad arrivare a che età? 40 anni, una cosa del Dai genere. 35 ai 40, 45 Che sia una ragazza bella di carattere come c'ho io. che sia allegra appunto. Allegra. Pimpante magari un pochettino. Esatto. Cioè che gli piaccia magari la vita, il divertimento. Divertimento, io ho la macchina e insomma capire. Cioè, tu Pino sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Ce l'ho, la macchina ce l'ho. E che lavoro fai? Io lavoro in tutte le. In campagna, così. Tutte lavoro. Il manuale praticamente. Manuale. Che adatti a tutte le varie. Sì, sì. Tu sei originario di Di Mazara Mazara del Vallo. Vabbè, ascolta, ti voglio fare una domanda. Per te che cos'è l'amore? Per me l'amore è una cosa. Meravigliosa. Esatto. Cioè praticamente tu ci credi nel colpo di fulmine? Sì. Sì. Ci credi nell'amore a prima vista? Sì, Quando tu e poi incontri io una sono ragazza? cattolico. Sei pure cattolico? Io sono al Poi- 100%. Ascoltami, i tuoi hobby quali sono? La mattina cosa fai quando esci da casa? Cioè praticamente io ho mia madre che ha un'età e quindi mio fratello lavora. Abiti con tua madre tu allora? Sì, siamo due fratelli. Mio padre purtroppo non c'è più, quindi io faccio il lavoro di casa. Sei casalingo? Sì, però faccio un po' di tutto. Ti adatti? Adatto in tutte le parti, muratore, in tutte le case. E parliamo invece del carattere della tua anima gemella. Che tipo di carattere vorresti che la tua donna avesse? Cioè praticamente io sono di carattere, sono forte nel senso che sono allegro e mi piace una ragazza, diciamo, a livello dei miei caratteri, così. Basta che sia geniale. Sia che mi porta al rispetto, poi non voglio che sia ricca, non pretendo, diciamo. Anche se non lavora è la stessa cosa. Esatto, perché io ho la possibilità e quindi Cioè, la mantieni tu. la mantengo. La casa ce l'ho, siamo due Logico. fratelli, mia madre ha una certa età, quindi. Per te conta di più l'aspetto fisico o il carattere? No, è carattere. Il carattere. carattere. L'aspetto fisico in seconda linea. Ecco, se va insomma, diciamo un po' più avanti la cosa. Però, come ripeto, io sono di carattere sempre allegro, mi piace una ragazza che sia a livello di carattere che ho io. La vai cercando del tuo paese oppure anche zone limitrofe lo Se stesso? capita di Mazara, anche di fuori l'accetto. Però Mettiamo in caso qualcuna di Trapani, di Marsala, di Campobello, Va mettiamo bene, anche va- di Castelvetrano. sì, mi fa piacere, sì, sì. Però che sia una ragazza che cioè, capisci nel senso la vita che cos'è. Certo. Eh. Poi un'altra cosa, dovrebbe essere, attenzione, nubile o anche se è separata è la stessa cosa? No, separata no. Separata niente, quindi tu la vuoi nubile, Sì. nubile al 100%, Al 100%. che non deve essere magari mai stata sposata. Mai, mai. Va bene. Ok, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto il signor Pino, 50 anni, di Mazara del Vallo, che cerca la sua donna ideale, per cui se c'è qualcuna fra di voi che risponda ai requisiti che ha chiesto il signor Pino, può chiamare direttamente il suo numero telefonico, attenzione, che vedete in sovraimpressione. Ok? Chiamate perché il signor Pino è qui che aspetta, si vuole sistemare, va cercando una ragazza nubile per formarsi una famiglia. Ok? Alberto per la rubrica dei cuori solitari vi saluta e vi saluta anche il signor Pino. Ciao ciao. Ok. Oh yeah.